questa variante Delta ha dimostrato di essere altamente, ovviamente, contagiosa e invasiva. Ne abbiamo il segno, il fatto che ci siano arrivati anche in pronto soccorso, per fortuna poi anche dimessi dal pronto soccorso, ragazzi di 16, 17 anni che erano positivi con sintomi, cosa stranissima, comunque l'abbiamo avuta anche noi a Treviso. Un fenomeno preoccupante già riscontrabile nella pratica clinica, quello dei giovanissimi contagiati dalla nuova variante che si stanno rivolgendo ai pronto soccorso della Marca. A tracciarne l'identikit è lo stesso direttore generale dell'ULSS 2. 15, 16 anni con sintomi, quindi con febbre, con malessere, che sono stati visti, poi sono stati rimandati ovviamente a casa, in quarantena e seguiti dai nostri medici dell'USCA. Per fortuna nessun ricovero, però è chiaro che effettivamente il virus non si è fermato perché c'è il caldo. Questa è la fotografia di Benazzi che rilancia l'appello di sempre, oggi più che mai urgente. Il messaggio è questo: si vaccinino anche i giovani, quelli dai 12, i ragazzi dai 12 fino ai 19, 20 anni, perché è fondamentale creare quell'immunità di gregge che altrimenti non riusciremo a raggiungere. Ma per coinvolgere davvero il target più giovane serve parlare la stessa lingua. Adesso io stavo cercando anche qualche influencer, cioè che possa far breccia sui ragazzi per far girare in Facebook, far girare un video dove questo influencer dice ai ragazzi: guardate che non c'è pericolo, non c'è rischio, fate un vaccino sicuro che si chiama Pfizer, per cui vaccinatevi per voi, per i vostri amici e per poter fare un'estate serena. La caccia all'influencer è quindi aperta e si cercano volontari. Io ho lanciato il messaggio e vi chiedo anche di darci una mano, uno che faccia breccia tra i ragazzi, di modo che facciamo questo video e vediamo di portare a casa questo risultato. Ci basterebbe arrivare al 60-65%. Un obiettivo importante se si considera che attualmente solo un ragazzo su 3 ha ricevuto una dose di vaccino o si è almeno prenotato. Anche per questo, guardando alle finali degli europei e alla movida tipicamente estiva, il consiglio non può che essere uno: E si può festeggiare senza ovviamente abbracciarsi e senza stare attaccati, ecco, credo che questo sia fondamentale.